Buongiorno da Portoviro, Centro Murazze, un parco per tutti. Inaugurata la giostra inclusiva e rinnovato il campo sintetico il Centro Murazze. Un doppio traguardo che rappresenta non solo un investimento nelle strutture, ma soprattutto nei valori della comunità. Grazie della vostra presenza, ringrazio tutti i nostri amministratori locali, i nostri amministratori regionali, il Club Rotary, qui i due presidenti pro tempore e attuale che con loro è nata questa iniziativa. Come anticipava Fausto Gnani, la nostra associazione si occupa principalmente di sport, calcio 5 e tennis, ma contemporaneamente si occupa tantissimo del sociale, dal primo giorno che ha preso in gestione questo centro, che ormai sono trascorsi parecchi anni, parliamo del 2007, per cui contate sono 18 anni. Noi appena ci siamo inseriti e la prima cosa che abbiamo fatto, qua dentro c'era da fare tanto, ma ce n'è ancora da fare. La prima cosa che abbiamo fatto questo parco giochi, 2009, qui c'è presente Primo Nuvoletto che è stato mio padre, che ci ha aiutato nei consigli perché eravamo degli inesperti e quindi faccio un applauso, ce l'ho qua davanti e lo voglio ringraziare. E da lì abbiamo creato questo parco giochi inclusivo. Noi l'abbiamo intitolato all'epoca Diversamente Abili e abbiamo lasciato il nome per come è nato, per rendere la nostra sensibilità e dare questo spazio a tutti i bambini. Per cui lo scorso anno questo parco aveva bisogno di un nuovo look, aveva fatto il suo percorso, aveva lavorato e c'era tanto da fare, era da ristrutturare, per cui mi sono trovato con l'amico Andrea Casini, presidente dei Rotary, e eravamo qui, ci siamo presi un caffè e ho detto Andrea, lui quando gli ho accennato di questo parco gli sono brillati gli occhi e quindi queste sono le risposte che tu ricevi in una persona, la sensibilità, per cui gli ho detto guarda vorrei fare qualcosa per questo parco e ha detto guarda mi impegnerò, e così mi invitò al loro Club Rotary un giorno a Pettora Papozze. Sono andato, sono stato quella sera l'ospite loro d'onore, ma l'onore è stato mio partecipare con loro. Da lì tutti i presenti, e alcuni sono anche qua che li vedo, hanno preso, come si dice, in considerazione questa mia eventuale richiesta di aiuto per fare questo club, e loro non si sono fatti pregare, hanno detto faremo qualcosa per il parco, e quindi intanto li voglio ringraziare per quello che hanno fatto. Grazie al Club Rotary. A un certo punto ho detto ti passo la palla a te che tu sei un commerciante, perché lui ha un'azienda, io sono un incompetente, e quindi lui fa non ne veniamo più fuori, e abbiamo dovuto fare delle scelte. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo detto cosa facciamo in questo parco. Allora facciamo innanzitutto la ristrutturazione e poi una giostra che diventerà il simbolo di questo parco giochi, perché le giostre come vedete le abbiamo rinnovate, c'è del legno, quindi dopo tanti anni viene sostituita eccetera. Abbiamo scelto una giostra che non è appariscente ma è funzionale ed è duratura nel tempo, che fra poco andremo a scoprirla. Quindi in acciaio c'è il suo meccanismo ed è ovviamente adatta a tutti i bambini senza alcuna barriera, e quindi questo è stato lo scopo. L'intervento qua è costato circa 20.000 euro, di cui i Rotary Club si sono presi carico per il 50%, euro più, euro meno. Ringraziamoli ancora. Due parole, non voglio tediare nessuno. Parla Per favore Andrea Davide, Casini. il presidente attuale sei tu, io ti rubo solo il ruolo e retroattivamente facciamo finta che siamo un mese fa. Doveva essere compiuto tutto entro il termine dell'annata presidenziale nostra, che è il 1° luglio, poi alla fine Orazio abbiamo concepito un bambino noi, perché è durata 9 mesi questa avventura, quindi mi piace usare questa metafora annunciando a tutti che siamo qui oggi in una grande ginecologia dove è nato un grande bambino, è nato bello, sano, con tanta voglia di vita, di vivere, la disabilità, e quindi frequentando, essendo chiaramente del posto, il sottoscritto, incontrandosi con lui, ha notato che non c'è, manca qualcosa dedicato ai portatori di handicap, e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura. 9 mesi, è proprio stato il classico parto con tanti punti al gruppo ITAS Assicurazioni, che è qui oggi rappresentata da dottor Mirko Frigato. Dove sei Mirko? Eccolo qua, grazie
Grazie Mirko, grazie Aditas, perché senza di voi sarebbe stato impossibile realizzare tutto questo. Concludo dicendo, per noi è vero Davide, una grande festa, forse il giorno, anzi anche senza forse, il giorno più importante dell'annata 24-25, perché oggi qui mettiamo in campo i valori del Rotary in maniera pragmatica, cioè far sapere e servire al di sopra di ogni interesse personale. Quindi oserei dire dell'intero territorio polesano, perché non so quanti comuni nel nostro territorio possano vantare di un'area così inclusiva a disposizione gratuitamente tutti i giorni 7 su 7. Non so quanti altri comuni possono vantare di questi spazi.